Si è riunito martedì scorso il gruppo di studio Dialogus de Giustizia presso il Centro Culturale Pierpaolo Pasolini di Agrigento. Oltre a discutere dell'organizzazione interna dello stesso gruppo di studio e degli obiettivi di lavoro che lo stesso gruppo si prefigge per l'anno 2016, si è anche programmato un incontro dibattito sul tema i beni confiscati alla mafia come opportunità di sviluppo per l'economia della Sicilia, che si terrà a Sciacca a metà marzo in concomitanza con la commemorazione delle vittime delle mafie. Stiamo un attimino organizzando l'attività, programmando l'attività per il 2016 e prima di tutto un convegno sui beni confiscati alla mafia come risorsa per l'economia della Sicilia. Proprio per l'occasione è venuto anche l'avvocato Filippo Marciante di Sciacca, che è il responsabile del Dipartimento responsabile nazionale del Dipartimento Giustizia del PD, con il quale assieme a lui organizzeremo questo convegno assieme ad avvocati e a magistrati per discutere di questo tema importante anche alla luce degli interventi legislativi delle ultime settimane. Noi riteniamo molto semplicemente che il disegno di legge che stiamo portando avanti potrebbe essere la soluzione. I beni sottratti alla mafia devono non solo produrre profitto, ma produrre opportunità di lavoro e non solo devono essere gestiti da manager, ma devono essere gestiti lì dove sono stati sottratti. Quindi se mancano dei posti di lavoro in Sicilia, i posti di lavoro devono essere garantiti in Sicilia. Se mancano dei posti di lavoro in Campania, i posti di lavoro devono essere gestiti e lasciati stare nei luoghi dove essi sono stati sottratti. È un disegno di legge che prevede una unificazione di norme, una semplificazione di norme. Per dirla con una battuta, se sottraiamo i beni ai mafiosi dobbiamo essere più bravi dei mafiosi a gestirli e non far pensare al lavoratore che è stato licenziato o all'indotto che non trova più opportunità di lavoro dire beh, quando c'erano loro si lavorava meglio. Invece no, c'è lo Stato, ci siamo noi, prerogative importanti per un'ottima politica sul territorio e un'ottima politica che porta non solo lavoro ma supporto e legalità allo Stato. Il nostro è un gruppo che vede come idea principale proprio quello di discutere su queste tematiche quindi nel campo della giustizia, nel campo dell'avvocatura e nel campo del sociale, su delle problematiche appunto che sono fondamentali per noi e per il nostro territorio.